Anche oggi parliamo di istinto, un nuovo effetto, l'abbiamo chiamato bambù perché effettivamente gli assomiglia, si ottiene con una spatola stranissima, poi ve la faccio vedere, ma tutto naturalmente comincia dal nostro primus. Una grande innovazione che presentiamo in questa occasione è questa spatola che aiuta nell'applicazione di istinto, nella prima mano. Da una parte questa spatola è dentata e dall'altra parte è liscia. Qual è la funzione? Nella stesura useremo la parte dentata, nella lisciatura useremo l'altra parte. Cosa succede? Che questi denti permettono il passaggio esatto del prodotto necessario per la prima mano e quindi l'applicazione sarà molto più semplice e priva di problemi e di difficoltà. Quindi per ricapitolare, questa spatola da una parte dentata, dall'altra parte liscia. Per tutte le applicazioni della prima mano di istinto, quindi pietra spaccata, pietra zen, tutto quello che andiamo a fare con istinto, procederemo con la stesura con la parte dentata e la lisciatura con la parte liscia della spatola. Molto più semplice l'applicazione e soprattutto uniformità di stesura che ci avvantaggia poi nella fase successiva. Bene, abbiamo finito di stendere istinto con la nuova spatola dentata, adesso lo strumento giusto per fare il bambù. Semplicissimo. Questa lavorazione nella spatola ci permette di disegnare il muro. Facilissimo, non si può sbagliare. Su e giù con questa spatola viene questo disegno che al momento opportuno andremo leggermente a compattare per togliere queste eccessive evidenze. Ecco, terminata la stesura su tutta la parete e il disegno con la spatola come abbiamo visto, aspettiamo un tempo, mezz'ora, 40 minuti, per andare a dare una piccola compattata, per togliere queste creste. Eventualmente ci facciamo aiutare da questo spruzzino che rende il lavoro più semplice. Ecco, in questa fase abbiamo appena accarezzato il prodotto per togliere quelle creste, adesso aspettiamo che asciughi per andare a compattare decisamente e a lucidare per avere l'effetto finale prima dell'applicazione di gioia. Passato un po' di tempo, circa 2 ore, possiamo lucidare e compattare definitivamente il bambù. Passate 2 ore, adesso è ancora umido, momento dato, se vogliamo dare una lucidata finale possiamo farlo adesso. Se la parete adesso è asciutta possiamo andare a parlare di finiture. Abbiamo diviso in 2 questo pannello in modo che da questa parte faremo la finitura con gioia e da questa parte faremo la finitura con cera. Quindi, per cominciare, partiamo da qua, diamo la prima mano di preparazione con gioia diluito al 30%.
La tinta scelta è la G2GE, sempre diluita al 30% con acqua. Per ottenere che la rigatura venga messa in evidenza, diluiamo ancora con lo spruzzino in modo che sulla superficie resti poco colore e il colore si posizioni all'interno della riga. Per ottenere l'effetto sul campionario è consigliabile una seconda mano. In questo modo renderemo il risultato più profondo e anche più uniforme. Può essere considerata finita questa parete oppure, come suggeriamo, può essere utile dare una mano di vetro sempre con la spugna in modo di avere una maggiore profondità come risultato del disegno e anche una maggiore protezione. A questo punto vi faccio vedere invece la finitura con cera, semplicissima. Qui abbiamo dato la prima mano di istinto che può essere colorato, in questo caso è bianco, e passiamo con la cera e poi lucidiamo con lo straccio come sempre. Questo è il bambù, quindi su questo catalogo lo potete trovare in diverse soluzioni. In questo caso vi ho fatto vedere come si applica con gioia, in questo caso con cera. Potete prendere ispirazione da qua, seguire il vostro istinto e fare le vostre creazioni con il massimo divertimento e risultato. Buon lavoro!